Salve! Ok. Siete tutti caldi ancora? Su, un altro applauso, su! Questo è un pezzo su una legge che non è stata ancora approvata, la legge sulle intercettazioni telefoniche, la legge Bavaglio, non so se ne avete sentito parlare. Io non è che sia contrario, ma penso solamente che vogliono il controllo globale della popolazione, formulano leggi insensate per porre il timore, per far capire che sono loro che ci governano, lo sapevamo già, ma loro ce lo confermano, la linea non è più sicura, almeno così dicono, sono loro i corrotti e cercano un nuovo simbolo, per pugnarsi alle spalle a noi cosa importa, anche se già aperta fa più scena sfondare una porta, non ho paura di essere intercettato, non commetto danni nemmeno né vicinato, io so benissimo chi sono invece loro, noi volte che ti insegna a ricordarti di Nixon, non mi altero se mi togli l'immunità, io non ho paura di perdere la sovranità di un paese in rovina, c'è chi ancora sottina, ma questi ne senza ancora nella loro dottrina, niente da nascondere ma certa gente sì, hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy se non c'è la trasparenza, così la presidenza per fuggire, io non ho niente da nascondere ma certa gente sì, hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy se non c'è la trasparenza, così la presidenza per fuggire, non alzare la cornetta, questo è il loro scopo prima, disinformare la prima, ieri sto fine e dopo giocano, con le leggi come se giocassero a monopoli, portando i più soldi mentre tu per rotoli, dicono che lo fanno solamente per noi, così convincono di essere tutti eroi, intercettando chi non fa parte del loro gioco, mettendo ancora benzina su questo fuoco noto, indifferenza da chi non ha paura, lodo con l'incoerenza di questa struttura, che ci governa, sviscera dalle membra, aprono le loro norme, e questa è la conferma, gli girerò le spalle, come ho sempre fatto, mancherò di rispetto, di questo me ne sbatto, continuo a parlare, sempre quando voglio, la mia libertà di parola parte da bene voglio, niente da nascondere, ma certa gente sì, hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy se non c'è la trasparenza, così la presidenza per fuggire, io non ho niente da nascondere, ma certa gente sì, hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy se non c'è la trasparenza, così la presidenza per fuggire una sentenza. Grazie.